Una stagione di atletica fortemente penalizzata dall'emergenza sanitaria che cerca di ripartire a piccoli passi, cominciando da Vittorio Veneto nel Trevigiano, dove è andata in scena la 2 giorni di Atl-Etica, titolo giocato sulla parola in cui il termine etica, ovvero morale, diventa fondamentale per interpretare il senso della sportività e del sacrificio di chi la pratica. Il primo memorial, intitolato al professor Ivo Merlo, ha vantato una buona partecipazione di promesse italiane della pista e della pedana, anche se inevitabilmente il richiamo mediatico più forte lo ha esercitato Larissa Iapichino, figlia di Gianni Iapichino, specialista italiano del salto con l'asta, e della 2 volte campionessa del mondo nel salto in lungo Fiona May, vale a dire la bella bambina mulatta che una decina d'anni prima con la madre interpretava lo spot di una famosa merendina per i più piccoli. Elegante e sinuosa come la mamma, Larissa, campionessa europea under 20 della specialità che rese grande la madre, a Vittorio ha ottenuto un discreto 6,57 nel salto in lungo, mentre domenica si è voluta cimentare nei 150 metri, vale a dire la nuova specialità della velocità compresa tra i 100 e i 200. Abbastanza buono il suo 18,36 alle spalle della veneziana Elisa Visentin di Atletica Biotecna Marcon, dopo un solo precedente 4 anni prima a 19,15. Ma il meeting trevigiano, accompagnato sempre da uno splendido sole e da temperature abbastanza elevate, con un discreto grado di umidità, ha messo in evidenza anche il lodigiano Edoardo Scotti, oro europeo juniores nei 400, che con 21,28 nei 200 ha migliorato di quasi 3 decimi rispetto al 2017 il proprio record personale. In evidenza anche lo sport veneto e triveneto, con Greta Brugnolo dell'Atletica Riviera del Brenta, seconda nell'alto con 1,71, migliorando così di 5 centimetri il proprio personale, alle spalle della bresciana Mihalescu. Dietro Scotti nei 200 il 18enne veneziano Federico Guglielmi dell'Atletica Biotecna Marcon. Nel salto triplo Veronica Zanon di Assindustria Sport Padova non è andata a oltre 13,10 metri, 8 centimetri sotto la misura personale, primo passo outdoor dopo un inverno trionfale che l'ha vista stabilire tra l'altro il record italiano indoor con 13,65. Peccato infine nell'asta femminile, dove la tricolore Elisa Molinarolo dell'Atletica Riviera del Brenta a suo agio a 4,10, ma poi in difficoltà nella misura dei 4,21. Tra alti e bassi la 2 giorni vittoriese ha comunque fornito le prime indicazioni a tecnici ed osservatori in vista degli assoluti di Padova alla fine di agosto, ma soprattutto con il concomitante meeting di Rieti ha riaperto la strada dell'atletica italiana, bloccata dalla pandemia proprio nel momento tra fine inverno ed inizio primavera del ritorno all'attività più importante, quella outdoor.